Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network, focus sul coronavirus. Questa mattina era arrivata la decisione di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi asili e strutture similari in tutta la provincia di Verona, fino a mercoledì. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha poi emesso un'ordinanza che prevede la chiusura invece fino al 1 marzo compreso. Il governatore ha comunicato anche il blocco del Carnevale di Venezia e di tutte le manifestazioni anche sportive, anche qui fino al 1 marzo compreso. E si aggiorna il conto dei contagiati dal virus. Al termine dell'incontro nella sala operativa della Protezione Civile di Marghera, il presidente della regione ha annunciato che in Veneto sono 25 i contagi certificati, oltre ai 19 di Ivo Euganeo, di cui uno è il signor Trevisan deceduto. Ci sono 3 operatori dell'ospedale di Dolo, una cardiologa, un'addetta alle pulizie e un'infermiera. Infine il contagiato di Mira e altri 2 anziani a Venezia, in centro storico. Gli 8 cinesi controllati, seguendo la pista del paziente 0 a Vo, a oggi sono risultati tutti negativi, ha dichiarato Zaia. Il paziente 0 per il contagio del Padovano quindi non è ancora stato trovato. Su base nazionale invece sono almeno 125 i contagiati, rimane a 2 il conto dei decessi. Per quanto riguarda il bilancio totale sono 89 casi in Lombardia, 25 in Veneto, 9 in Emilia-Romagna, 1 in Piemonte. C'è poi la coppia di turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma che è in via di guarigione. Ed è stato attivato dalla Regione Veneto il numero verde 846 23 40 per informare i cittadini che temono di essere entrati in contatto con il virus. I tecnici della Regione precisano che le persone che temono di essere appunto entrate in contatto con soggetti infetti ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre o tosse senza difficoltà respiratoria non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale. Devono invece rivolgersi al numero verde che in base alle notizie riferite fornirà tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare. Ripetiamo il numero verde della regione 846 23 40. E come già annunciato, per ridurre i rischi di contagio è stato deciso lo stop a tutti gli eventi sportivi in Lombardia e Veneto, in Lombardia anche delle messe. Dalla Serie A ai pulcini, dal calcio al basket alla pallavolo sono fermi tutti i campionati, rinviata anche la sfida tra Hellas e Cagliari. Buone notizie invece dallo Spallanzani di Roma, dove il paziente cinese positivo al coronavirus è ricoverato da alcune settimane, sembra essere in salute al momento. L'uomo insieme alla moglie era passato anche da Verona per una vacanza prima di essere ricoverato. Con questo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network.